Botte e insulti, derby di tensione al Menti, Vicenza-Verona rispetta le promesse, si temevano agitazioni e così è stato. Vicenza oggi è una città blindata, 200 agenti controllano gli snodi e i punti sensibili, 30 vigili e 160 tra poliziotti, carabinieri e baschi verdi in tenuta antisommossa sigillano la zona dello stadio. I tifosi del Verona lasciano le auto al parcheggio autostradale di Vicenza Ovest, di lì partono dei pullman a navetta forniti da IM che portano gli ultras giallo-blu al Menti. I 1300 tagliandi a disposizione dei supporter dell'Hellas per la gradinata nord sono andati polverizzati in un solo giorno. Il server del circuito Lottomatica, unico canale di vendita, ha smesso di funzionare per diverse ore e molti ultras veronesi sono rimasti tagliati fuori. Sono loro la variabile impazzita. 350 supporter scaligeri senza titolo d'ingresso raggiungono lo stadio e iniziano a premere. Hanno la tessera del tifoso, vogliono pagare il biglietto per entrare. Ma la tribuna centrale, i distinti e la curva sud sono riservati esclusivamente alla tifoseria biancorossa. La questura blocca gli accessi agli ultras veronesi che premono. I poliziotti in tenuta antisommossa alzano gli scudi. Sono momenti di tensione, lunghi minuti concitati, urli, insulti, spintoni. Un dirigente della questura viene bagnato dal lancio di una bevanda. Si sfiora lo scontro, poi arrivano ordini dall'alto, si scende a patti. Viene autorizzato l'ampliamento della curva nord, che inizialmente era limitata a 1300 ultra ospiti. I 350 supporter del Verona con la tessera del tifoso rimasti fuori entrano pagando il biglietto. In quel momento un boato, il Vicenza ha segnato, 1-0 è il 49esimo. Augustin fa esultare gli ultras biancorossi. Alfredson riporta la partita in pareggio al 78esimo, ma all'82esimo è il Vicenza che passa ancora con abbruscato. Il match è intenso fino all'ultimo, ma finisce così 2-1, prima vittoria in campionato per il Vicenza. I tifosi tornano a casa alla fine di un derby infinito, giocato dentro e fuori dallo stadio.